in Germania, noi siamo ovviamente reverenti e quindi Di Maio meno Cesare, quindi lei la rappresenta. Grazie. Quindi avete già sentito che non sono Pia Begas, ho dispiacere di non poter essere qua. Collaboro però spesso con lei perché dallo Spiegel sono incaricata di ricerche per l'Italia. Ho preparato 2 parole. Quando l'articolo qui premiato è stato pubblicato a febbraio ero a Venezia, facendo 2 mesi sabbatici di ricerca scientifica. Ora sono veramente grata di poter essere qui con voi, presso un istituto che apprezzo tanto perché ci ho passato anche dei giorni di studio intensivo e fecondo ed in una città con cui ho uno stretto legame personale. Ed ancorché il premio non sia mio non posso sostituire la mia cara collega Fiona, vi ho promesso non di meno di parlare anche un po' secondo le sue intenzioni. Tutti i 2 testi qui premiati manifestano un'osservazione critica della vita culturale e sociale a Venezia e documentano non si sente niente, io sento tutto. I testi, soprattutto quello dello Spiegel, documentano piuttosto difetti che conquiste. Tutti saremo d'accordo che il visitatore amante del patrimonio culturale vedrà sempre in parte l'inondazione turistica e lo sfruttamento commerciale della città, con tutte le loro conseguenze. E quel visitatore interessato e dedicato all'arte e alla cultura inevitabilmente comincia a preoccuparsi per questa Venezia che gli sembra diventata già più un museo sovraffollato che città abitabile, come l'ha descritto Fiona nel suo articolo. Noi che l'abitiamo o l'abbiamo abitata, comunque sappiamo che Venezia vive, ciò nonostante, che gli abitanti ci sono e la vivono, che lontano dalle vie turistiche ci sono le manifestazioni politiche e culturali, le biblioteche, gli studenti e studiosi, ci sono i bar dove si parla anche in dialetto veneziano. Poi per Venezia anche bisogna considerare quel gran gruppo di abitanti che non sono veneziani nati, ma ci vivono per convinzione e per passione. Scrittori, studiosi, studenti, stranieri, tanti altri, e che fanno un contributo considerabile alla vita sociale e culturale della città, ed anche loro hanno, si può dire, il diritto di constatare questa è la mia città e mi preoccupo per lei. Chiunque l'abbia conosciuta a fondo prende partito per Venezia e cerca di contribuire alla difesa dei suoi beni, perché ci sono pochi che possano resistere all'incanto di Venezia e tutti quelli che siamo rimasti incantati la vogliamo fare un po' nostra. Vogliamo conoscere le piccole cali nascoste, i ristoranti senza turisti, le piazzette tranquille e siamo fieri di poter spiegare come si arriva da San Giacomo all'ospedale ad un pedone perso nel labirinto stradale. Vogliamo far parte di questa meraviglia urbanistica. Penso che sia anche di quella voglia di partecipazione, a parte dell'ammirazione, che nasce la preoccupazione per Venezia, quella preoccupazione che ci fa raccontare i suoi malanni prima delle sue meraviglie. Perché noi amatori della città vorremmo che lei si possa guarire dalle sue malattie e rimanere per sempre quella di cui ci siamo innamorati. Ricevere oggi il premio dell'Istituto Veneto per Venezia è un onore per lo Spiegel, tanto di più quando si condivide con un'analisi così precisa e così dettagliata come quella fatta da Enrico Tampucci nel suo articolo. Ed anche se io solamente lo prendo in custodia, lo faccio con molto piacere e molto consapevole della sua importanza. Grazie. Ringraziando Nina Ulrich, do la parola adesso a Sabine Meine, direttrice del Centro Tedesco Studio Veneziano.
Gentili signore e signori, posso parlare un po'? Sì, rimani su. Prima di tutto desidero ringraziare l'Istituto Veneto e il suo presidente, Gian Antonio Danieli, per l'invito a questo evento prezioso e importante per la vita veneziana. È per me un onore poter presentare e commentare qui, in uno degli istituti di Venezia più rinomati per la scienza e la cultura, un articolo di una mia compatriota tedesca. In questo modo poter operare come mediatrice tra la sfera pubblica del mio paese e quella di questa città, che da un anno ho il piacere di conoscere dall'interno, da quando cioè dirigo il Centro Tedesco di Studi Veneziani, centro interdisciplinare a Palazzo Barbarigo della Terrazza. Ho usato deliberatamente l'espressione vita veneziana perché sono qui per parlare dell'articolo della giornalista Fiona Ehlers, Leben einer Toten, vita di una morta. L'autrice è del 2010 corrispondente dell'Italia dello Spiegel, Lo Specchio, che in Germania è il settimanale di informazione più diffuso, con la sua tiratura di più di 1 milione di copie, ed è stato calcolato che 6 milioni di tedeschi legano il settimanale, vale a dire il 9% dell'intera popolazione sopra i 14 anni. Lo Spiegel, come anche la giornalista, sono di Amburgo. Fiona Ehlers ha studiato germanistica e giornalismo e lavora al settimanale dal 1999 come corrispondente per l'estero un po' in tutto il mondo, Cina, Africa, India e soprattutto i paesi arabi, anche più difficili come Afghanistan, Pakistan, Iran. Fiona Ehlers, che ha studiato anche storia dell'arte, è la persona più adatta a presentare al pubblico tedesco località diverse non solo come luoghi di grande tradizione culturale e artistica, ma anche per indicarne i punti dolenti. Con questo articolo, Leben einer Toten, Fiona Ehlers informa una larga fetta dell'opinione pubblica di lingua tedesca, non solo in Germania, quindi, ma anche in Austria e in Svizzera, circa i problemi sociali e ambientali della città, che per lo più restano ignoti alla grande massa di turisti che affondano la laguna solo per breve tempo. In tal modo l'autrice offre una prospettiva diversa da quella pittoresca che domina il sentire quotidiano dei turisti. A dire il vero, negli organi di informazione tedeschi più avvertiti e sensibili, negli ultimi tempi si sono moltiplicati i reportage critici sui problemi che affliggono la città. Il grande merito dell'articolo di Ehlers consiste nell'averlo fatto su un mezzo di comunicazione che raggiunge un pubblico molto più esteso. Nel suo articolo l'autrice ci parla delle complesse difficoltà della Venezia di oggi, il turismo di massa, l'abbandono della città da parte dei residenti e l'arrivo di tanti stranieri, come anche i problemi ambientali, finanziari, quelli legati alla quarta. E lo fa in uno stile tipico dello Spiegel, scenografico e retoricamente indirizzato talvolta verso il gioco di parole, ma sempre chiaro e vivace. Ad esempio, di ciò vorrei citare il titolo, che evoca subito il contrasto tra vita e morte. La morta, in questo caso, è ovviamente Venezia, precisata nel sottotitolo Venezia, il luogo più romantico del mondo, è in pericolo. L'articolo è attraversato dalla potente ed efficace metafora dei topi che abbandonano la nave che affonda. Come si dice già nel primo capoverso, visto che l'autrice lascia parlare un dimostrante veneziano travestito da topo che grida Venezia affonda e noi scompariamo. Prima però di illustrare brevemente in dettaglio il contenuto dell'articolo,
mi preme sottolineare che Fiona Hellas vede in Venezia solo una delle città in pericolo tra le grandi attrazioni del turismo di massa, come Firenze, Roma, Praga o i centri storici di Ibiza e Maiorca, molto amati dai tedeschi, per le quali Venezia rappresenta lo scenario del prossimo futuro. Questa città, unica nel suo genere, viene dunque presentata come precursore dei problemi globali di domani. E cosa accade a una città tanto piccola, protagonista della globalizzazione del turismo? Al centro dell'articolo vi è da un lato la descrizione dei progressi del progetto MOSE, modulo sperimentale elettromeccanico, dall'altro il turismo di massa, in mezzo i veneziani e coloro che qui si sono trasferiti. Fiona Hellas conosce e ama Venezia dal 1976 e per scrivere questo articolo è stata complessivamente 4 volte in città, come lei stessa mi ha raccontato, conoscendo così personalmente e da vicino i personaggi di cui parla, che sono solo una minima parte di quelli intervistati. Dapprima descrive un gruppo di dimostranti mascherati come per il carnevale, che staziona al mercato di Rialto per protestare contro la riduzione di Venezia a Disneyland. In seguito incontra Giovanni Cecconi, ingegnere del Consorzio Nuova Venezia, che le illustra il MOSE con tutti i suoi retroscena, i suoi ostacoli e i suoi oppositori. Poi è la volta di Matteo Secchi, portavoce del movimento cittadino Venezia.com, che le spiega come molti emigrino a Mestre, ma che anche è possibile fare il ritorno a Venezia, a patto che sia pronti a lavorare in albergo come ha fatto lui stesso. Dopodiché Fiona Hellas ci racconta la storia di Alvio e Gabriella Gavagnin, un'anziana coppia di via Garibaldi, con lui ex venditore di biglietti per la linea 1. Una coppia che per amore della città ha malinconicamente raccolto 5.000 foto della Venezia di un tempo, per testimoniare delle sue grandi e radicali trasformazioni. Hellas parla anche del professor Wolfgang Schepper, il cui catalogo della mostra Migropolis, dedicata alla globalizzazione e ai problemi connessi all'immigrazione, ha fatto conoscere all'autrice anche i problemi di chi è venuto a vivere in questa città. Infine, l'autrice ha accompagnato nei suoi giri anche un venditore ambulante di borse, il senegalese Momo, da Venezia sino al suo dormitorio di Mestre. L'articolo termina con un nuovo incontro con Matteo Secchi, che avviene davanti al contatore di veneziani della farmacia di Campo San Bartolomeo, e dove l'intervistato le rivela che per il prossimo carnevale progetta di tirare fuori dal baule il costume da indiano, visto che è uno degli ultimi indigeni rimasto. Permettetemi di concludere con alcune riflessioni personali. Senza dubbio, il compito più urgente in senso sociale del giornalismo e anche la sua arte consiste nel presentare una situazione scegliendo casi estremi, tanto più se lo scopo è di sensibilizzare il pubblico e costringerlo alla riflessione. L'articolo di Fiona Hellas ci riesce finamente, non cede alle facili aspettative del lettore frettoloso, non fornisce un'immagine favolosa e pittoresca di Venezia, ma una più severa e approfondita. Del tutto consapevolmente si è concentrata sugli aspetti più inquietanti e pericolosi del futuro di questa città, ben sapendo che ve ne sono ovviamente altri belli e affascinanti. Non è del resto la prima volta che viene scelta una prospettiva distruttrice allo scopo di risvegliare l'amore
di un pubblico per l'oggetto. Negli anni 70 questa era per esempio un'idea che guidava la musica d'avanguardia come quella dell'allievo tedesco di Luigi IX, Helmut Lachenmann, che tra l'altro tra poco sarà di nuovo in città dopo aver ricevuto il Leone d'Oro alla carriera del 2008. E comunque questo modello fa parte già da molto della storia della città. Sila Elas dunque parla della vita di una morta che tuttavia è ancora viva, si inserisce in una lunga tradizione. Anche l'articolo di Fiona Elas, cioè, che intende liberare la città del mito romantico che la imprigiona, corre il rischio, appunto perché si concentra su scenari apocalittici, di tessere le lodi della città morta e ricadere così nel vecchio mito della città decadente, che in tal modo rientra dalla finestra. Un mito che Venezia conosce assai bene, non solo dai tempi di Ruskin o del racconto di Thomas Mann, che nel 2012 compirà giusto 100 anni. Fin dalla prima età moderna, infatti, le preoccupazioni per la sopravvivenza per un ecosistema unico nel suo genere infiammarono gli animi e portarono tra l'altro allo sviluppo del suo proprio mito di cui ancora oggi noi tutti ci nutriamo. Scrivere di Venezia dunque resta una sfida incomparabile, proprio come viverci, dal momento che questa città si può solo in parte paragonare a Firenze, Praga o Ibiza. In questo senso Fiona Elas ha offerto una preziosa possibilità al pubblico tedesco di venire in questa città e vederla con occhi diversi, senza preconcetti, e di questo dobbiamo ringraziarla. E grazie anche a voi per l'attenzione. Grazie. E adesso passo la parola a Umberto Domandi, direttore regionale dell'arte. Prego.